Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti RTC Targato Napoli. Sono Ettore, vi saluto tutti. In televisione siamo sul canale 645 TV Campane 1, ma siamo anche sul canale della radio 885 e poi ci sono le applicazioni RTC Targato Napoli se avete l'iPhone, RTC Targato Napoli Jukebox se invece ci ascoltate da uno smartphone Android. Saluto la Basilicata, la Calabria, la Puglia e il Molise e anche il Lazio e grazie a tutti come sempre dell'ascolto. Questa è un'altra puntata al femminile e un'altra puntata in collaborazione con Maria De Marco che sta qua. Buongiorno a tutte e tutti, bentrovati. Ed è un'altra puntata dedicata a Stefania Formicola. Infatti vedete i genitori Adriana e Luigi. Ciao Adriana. Buongiorno a tutti. Allora, stamattina però cominciamo con la musica e volevo dedicare a tutti un pezzo di Vincenzo Salemme. Dal titolo Effemmana. Mentre va in onda questo pezzo di Salemme, sul vostro televisore scorreranno una serie di fotografie che hanno portato i genitori di Stefania. Partiamo con la musica. Questo è un pezzo di Vincenzo Salemme meraviglioso, dedicato alle donne, e in 2 minuti il mondo femminile è raccontato benissimo. Vai Andrea. Allora, Maria, comincia tu, va. E poi cominciamo con i genitori. Vi voglio dire una cosa che la scorsa settimana abbiamo parlato con i genitori di Stefania, però la protagonista principale di questa puntata, di questo incontro, sarà soprattutto Stefania, perché noi parleremo attraverso le sue parole. Vai Maria, dici qualcosa per cominciare? Per riconnetterci, ricollegarci. L'intento di questi incontri è per poter rivivere i momenti che hanno portato Stefania a una conclusione. L'utilità di tutto questo non è un ritornare sul dolore o masticarlo e rimasticarlo. L'intento è esattamente l'opposto, è restituire vita a una persona a cui questa vita è stata strappata. E la cosa importante di questi incontri, che avevamo detto anche l'altra volta, è far comprendere che non è un film, che non è una fiction, perché forse questo tema è diventato un po' surreale. Sembra che sia qualcosa di finto, una narrazione che fanno le televisioni, ma che non ha più sangue, non ha più corpo. E invece, attraverso la vita di Stefania raccontata dai suoi genitori, noi vogliamo dire ad ogni singola ragazza che ci ascolta, ad ogni singola mamma che è in ascolto tra parole e musica, che tutto questo è vero, tutto questo è successo nella vita reale di una persona. Questo è fondamentale, perché a volte il ripetere continuo e spettacolare, diciamo, delle cose è come se lo trasfigurasse, come se gli togliesse la verità. La verità e cambiasse un po' gli aspetti. Si comincia a sentirlo come un argomento televisivo, qualcosa che è lontano, qualcosa che in fondo non sai se accade o meno, un po' come gossip, un po' come le notizie strane che vedi in giro. Allora Adriana e Luigi, nella loro generosità, condividendo con tutti noi, con questa strana comunità che è nata da un po' di settimane a questa parte, condividendo il loro dolore e il loro amore per Stefania e per i suoi bambini, sono l'incarnazione, sono la dimostrazione che non è un film, che non stiamo parlando di una cosa inventata, ma di una realtà che giorno dopo giorno ha isolato questa ragazza, l'ha sottratta agli affetti veri e nell'inganno di un amore che si annunciava tale è stata lentamente isolata, rinchiusa, demotivata, offesa, e quindi quell'amore, l'inganno di quell'amore è diventata la sua trappola.
la trappola che poi è scattata, ma il fatto che ci siano mamma e papà a raccontarcene, ancora una volta ci sta dicendo non è un film, non è la fiction, è vita vera, reale, e questo è il senso della loro generosità, restituirla a tutti quanti noi, perché qualcuna, ascoltando tra le canzoni e le loro parole, possa sentire, possa sentirsi e in qualche modo riconoscersi e sentire che una cosa importantissima per tutte quante noi, di non essere sola. E quindi eccoci di nuovo qui a fare non solo testimonianza e memoria, ma a fare vita. Allora, volevo ricordarvi, prima di cominciare la puntata attraverso le parole di Stefania, il nostro numero WhatsApp 391 465 3475 per una testimonianza, per un pensiero. Chiedo ad Andrea, anche le note audio vanno bene, l'importante è che siate sul pezzo. 391 465 3475. Andrea, tu se hai qualcosa me lo segnali e lo leggo. Allora, Luigi, come stai? Buongiorno a tutti, bentornati. Niente, è passata una settimana e siamo qua di nuovo a fare questa testimonianza. Come diceva Maria, non è un film, ma è la realtà, giusto per portare la parola a tutte le ragazze, che magari qualche ragazza che ne ha bisogno, stiamo qua. Niente, Senti, se ci volete ascoltare, qua stiamo. Ti volevo chiedere una cosa. Stefania ha lasciato 2 bimbi. 2 bimbi, sì. Giusto? Ne voglio parlare con te. Quanti anni hanno i bimbi? Allora, quando l'ha lasciato aveva Luigi 18 mesi e Mario 4 anni. Adesso ne hanno 3 anni e mezzo, quasi 4 anni e 7 anni. E 7 anni. Allora, 7 anni va a scuola, penso. Sì, fa la primina, la prima elementare. E sì, il più piccolo? No, va ancora all'asilo. Va ancora all'asilo. Sì. E li accompagnate voi tutti i giorni? Ma diciamo, la mattina ci alterniamo, perché la mattina come si svegliano, nonni mi accompagni tu, voglio venire con te, e io li accompagno. Poi c'è il pulmino che li porta, ma di solito li accompagniamo noi comunque. Come vi chiamano, nonni? Sì, nonni, se ci potessero chiamare nonno papà e nonna mamma, ci chiamassero sicuramente nonno papà e nonna mamma, perché non lo fanno perché sono abituati a chiamare nonni, però tante volte a lei la chiamano mamma, qualche volta fanno mamma, fanno vicino a lei. E lei sì, non l'ha mai detto niente, anzi, figurati, lei ci brillano gli occhi quando... No, a loro piacciono proprio quando io gli dico che c'è a mamma, già quel fatto che io dico che c'è a mamma, io capisco che è proprio quel momento che hanno bisogno di più coccole, specialmente la sera, il grande, mamma, dico ok, questa è la serata che gli manca la mamma e io... Te ne dico una, l'altro giorno è stato, dove abitiamo noi, c'è stata la festa del pane e hanno partecipato quasi tutto il mondo, attenzione a questa festa del pane. E niente, lui si guardava, perché poi ci stavano mamme, papà, insomma, lui si guardava, forse lui si pensava che non c'era nessuno, perché vedeva tutti i suoi amici e amichetti, che le mamme, quando mi vide... Ma ti lascio immaginare che casino che facette quando mi vedi da lontano. Nonna, dove sta? No, è emozionante, veramente emozionante. Allora, parliamo attraverso le parole di Stefania. I genitori hanno portato 3 lettere, ok? Partiamo dalla prima. Prima le leggi tu, ok? E in che periodo siamo? È una lettera che risale a quando la prima che... Allora, tutte e 3 lettere sono datate 2013. Facciamo attenzione, Stefania è morta nel 2016, quindi queste 3 lettere 2013. Dobbiamo già immaginare che dal 2013 al 2016 sono passati ben 3 anni di violenza. Ancora prima però del 2013, da quando si è sposata al 2013 a quando ha scritto queste lettere, violenza, ma dal 2013 al 2016 proprio quell'effemerata proprio.
Ok, cominciamo? Sì, allora la prima dice proprio, è proprio una sorta di testamento e dice: io, sottoscritta Formicola Stefania, nata a Napoli il 2/10/88, residente in via Galatine, Parco San Marcellino, dichiaro che in mia morte, qualunque sia la causa, mio figlio Mario, nato ad Aversa e residente con i nonni, Formicola Luigi, D'Esposito Adriana, deve essere affidato agli stessi assolutamente, e in causa di loro morte mio figlio, sempre Mario, deve essere assolutamente ed esclusivamente affidato a mia sorella Fabiana. Oggi, 28 aprile, con tutte le mie piene facoltà di intendere e volere, e si è fermata Stefania Formicola. Lei proprio voleva questo in tutte le maniere, ha desiderato questa cosa, e io oggi lo grido al mondo intero, così è stato. I bambini sono miei, mi sono stati affidati, io sono la nonna tutrice, io sono la nonna affidataria, lui ha preso la patria potestà, sono i miei proprio come volere di Stefania, e questa cosa è successa ancora prima che uscisse la sentenza, la prima sentenza. A 6 mesi dalla morte di Stefania i nostri avvocati sono stati così bravi a farci avere i bimbi in affidamento. Logicamente c'erano tutte le attenuanti affinché io potessi essere la loro mamma. E questo è successo. Scusate, soltanto una cosa, perché l'altra volta non ne abbiamo parlato. Lui sta in carcere, chiaramente. Certo. Com'è la sentenza? Allora, lui ha chiesto il rito abbreviato, e in rito abbreviato ha avuto l'ergastolo con 1 anno di isolamento. Questa è la sentenza di primo grado. Poi c'è stato l'appello e gli è stato riconfermato l'ergastolo. Noi a posto così, se lui chiede la Cassazione, non so come funziona, poi insomma si vedrà. Però lui in tutte e 2 udienze ha avuto tutte e 2 volte l'ergastolo. Mai più visto poi, mai più sentito? Mai più uscito mai. Mai più sentito? Mai, Noi l'abbiamo visto soltanto nel processo, ma è stata Ma lui una... non ha chiesto nemmeno scusa a niente. No, lui si è comportato proprio in modo irriverente, e verso di noi addirittura mi ha minacciato nella seconda udienza. Lui ha fatto dei gesti di minaccia che il giudice che lo ha ammonito per ben 2 volte, e l'ultima volta lo minacciò che lo mandava via e lo faceva rientrare solo quando c'era la sentenza, proprio perché lui era stato proprio irriverente verso tutti, non solo verso me, ma anche verso la corte. Allora, Andrea, se mi dai un attimo il messaggio che ho letto, volevo salutare Lewis e ringraziarlo. Ho riletto l'ultima lettera di Stefania, che grande donna. Ci sono 2 frasi che mi hanno colpito. Mi sento sottile come questi fogli e solo voi mi siete accanto. Saluti Lewis. Questa praticamente forse sarà una frase che c'è nelle prossime lettere che leggeremo, Sì, Adriana? sì, ok. sì. Allora, se avete voglia di testimoniare, di scriverci o anche di registrare una nota audio per noi, 391 465 3475. Le protagoniste di questo appuntamento sono le parole di Stefania Formicola, quindi tra poco leggeremo un'altra lettera, però adesso se Nunzio a pieno schermo mi rimette in televisione la faccia di Stefania, le sue fotografie, le sue immagini, e suoniamo un altro pezzo che racconta benissimo delle donne, ed è una canzone di Nino D'Angelo. Buona giornata a tutti. RTC Targato Napoli, volevo anche salutare chi ci guarderà in replica, chi ci guarderà attraverso i social. Queste sono puntate speciali con Maria De Marco, che prima ha detto una cosa giustissima. È chiaro che quando queste storie passano attraverso la televisione spesso ti danno l'impressione di essere fiction, ma in realtà non è una fiction, è una bruttissima verità, e che va ricordata assolutamente, continuamente. I genitori di Stefania lo fanno continuamente, e questa è una puntata che dedichiamo alle parole di Stefania. Adesso la mamma legge la seconda lettera. Siamo sempre nello stesso periodo? Siamo sempre... Sì, sempre nel 2013, tutto 2013 sono targate queste... A distanza di mesi, o sono state scritte più o meno tutte nello stesso periodo? Non lo sapete? Vabbè, quella del figlio è a ottobre. Sì. Quest'altra non c'è scritto, mi sembra la data.
No, non c'è, però comunque sì, sempre Quella là che dici, caro papà. Dove le avete trovate queste quando lettere? abbiamo tolto quando abbiamo tolto le cose di Stefania nei cassetti, tra le cose di Stefania, perché Stefania in un'altra lettera pure dice: io spero che questa volta te la consegnerò questa lettera, no? Come tante altre che ho cestinato. Quindi Questa è stata scritta questo periodo qua, perché io nel 2013 ebbi l'infarto e lei, in base a quello che mi è successo a me, più o meno scrissi questa lettera. Ok, queste sono le parole di Stefania Formicola lette dalla madre. cari mamma e papà, da piccola vi ho sempre seguiti, osservati, ammirati e presi come esempio di vita. Sì, perché avrei voluto avere anch'io una vita come la vostra. Siete sempre stati la mia guida, mi avete sempre dato tutto l'amore che era in voi, senza farmi mai mancare niente, e avete sempre soddisfatto ogni mio capriccio, finché avete potuto e fin quanto era giusto. Sono cresciuta grazie a voi come ogni bambino, come ogni figlio merita di crescere e vorrebbe crescere. Io, guardandomi alle spalle, non cambierei niente perché ho avuto tutto e troppo da voi. Ancora oggi vi guardo e vi ammiro perché siete l'esempio di vita, la vita che avrei desiderato tanto fare quanto sarei diventata grande, la vita che mi ero promessa di fare ai miei figli. E ci credevo e ci ho creduto fino a quando poi mi sono resa conto che ho iniziato tutto col piede sbagliato e ho fallito in tutto. Da piccola dicevo che un giorno sarei dovuta diventare la vostra più grande soddisfazione, solo così potevo ringraziarvi di tutto ciò che avete fatto per me. Ma soprattutto volevo essere la soddisfazione di papà. Sì, io che ero la sua ombra, io volevo essere la sua soddisfazione, perché lo amavo e lo amo così tanto ed andava fiera di me, tanto da parlare con tutti bene, e più lui parlava così fiera di me e più mi incitava a fare tutto ciò che lo rendeva felice. Ricordo le giornate passate a fare progetti sulla mia vita e i tanti sacrifici che avete fatto per far sì che io li portassi avanti, ma ricordo anche i sacrifici che avete fatto per me, i sacrifici che avete fatto per farmi studiare. E mamma, tu, che per non farmi mai mancare niente, ti sei fatta mancare tu tutto. Ricordo come ero determinata, ambiziosa, testarda, coraggiosa e sicura di me nel portare avanti la mia tesi, e che giuravo a me stessa e a voi che mai nessuno mi avrebbe messa i bastoni fra le ruote, perché avrei dovuto realizzare i vostri sogni, e in parte ci abbiamo creduto perché mai nessuno era riuscito a cambiarmi e a farmi cambiare idee e pensieri, perché prima ero una persona forte e coraggiosa, invece adesso sono come questi fragili e sottili fogli proprio su cui sto scrivendo. Quando vedevo che una cosa era sbagliata, ero la prima a mettere fine, e invece adesso non ho neanche il coraggio di dire ciò che realmente penso, perché sono diventata insicura. Ma adesso basta parlare di me, perché il mio trascorso lo conosciamo. Vi scrivo questa lettera per ringraziarvi, perché nonostante tutto, oggi il mio cammino è difficile. E le uniche persone che ho vicino a me siete voi, che nonostante tutti i dispiaceri e i dolori e le male azioni che vi ho fatto, mi tenete ancora per mano, e anche se dovreste farlo, non me la lasciate mai, proprio come quando ero piccola, che potevo contare su di voi, e oggi è ancora così. Io vi sono grata di tutto questo, ma non sapete come avrei voluto camminare da sola, perché avrebbe significato crescere e poter andare avanti, senza l'aiuto di nessuno, ma solo col vostro amore. Se prima erano gli altri ad invidiarmi, adesso sono io che invidio gli altri, ma sempre voi col vostro grande amore, il vostro cuore fate sì che possa avere solo di me, ma anche di Mario, non facendogli mancare niente. Peccato che tutto questo chi dovrebbe capirlo non lo fa. Vorreste solo avere una vita normale, agiata, come tante persone. Ma piangermi addosso non serve a niente, perché è solo colpa mia se adesso sto chiusa in una stanza a piangere. Io vi chiedo scusa di tutto, ma grazie per essermi vicina, perché diversamente da voi diversamente altri non lo avrebbero fatto. Voglio ringraziare anche la mia sorellina, che non mi ha mai tradita e il suo pensiero è sempre rivolto a me.
e che sono felice per lei, perché lei può ritenersi soddisfatta di quello che ha e il merito è sempre vostro. Vorrei gridare al mondo intero di che bella famiglia mi ritrovo, ma mi interessa farlo sapere in particolare a voi. Vi amo e non smetterò mai di dirvi grazie, perché veramente se non avessi avuto io non mi potrei andare avanti in niente, e tutto quello che ho è grazie a voi. E grazie per rendere mio figlio felice, perché io non potrei regalargli neanche una caramella e so che il sapore di questa caramella, se il mio figlio Mario la conosce, è grazie a voi. Adesso che vi ho scritto questa lettera, ed è la mia prima volta che ve ne scrivo una aprendomi così tanto, perché come sapete non amo le smancerie, vorrei che la leggeste, capendo il vero significato, e cioè non è quello in cui io dico cose per farmi passare per vittima, ma solo perché questa lettera era partita con l'intento di ringraziarvi e farvi capire quanto è grande l'amore che ho per voi. Sinceramente non so neanche se ve la consegnerò, perché sapete quante ne ho scritte e poi lasciate a metà e chiuse nel cassetto. Se mai lo farò, leggetela senza dirmi niente. Vi adoro e per voi darò la vita. Mamma, lo so che la leggerai tu questa lettera. Dì a babbo che io le sue parole me le ricordo, e se lui è ancora con noi è perché il Signore ha voluto questo, ma soprattutto perché tutti noi abbiamo bisogno di Lui, perché Lui è la nostra forza, è la nostra vita. Ti amo e non ci abbandonare mai. Per questo, perché noi abbiamo ancora bisogno di voi. Vi amo. Allora, queste sono le parole di Stefania Formicola, questa è la seconda lettera, l'ha letta la mamma Adriana e qui c'è anche il papà Luigi. Quando ci siamo incontrati prima di fare questa puntata ho chiesto ai genitori che musica ascoltava Stefania e allora loro mi raccontarono già l'altra volta che quando incontrò questo signore cominciò ad ascoltare un po' di musica napoletana popolare, come la chiamo io, insomma neomelodica se preferite. Però i gusti di Stefania in realtà andavano verso altre cose, quindi la grande melodia internazionale di Céline Dion, mi hanno citato anche Celentano. A proposito di Celentano, se mi metti un attimo l'arcobaleno gentilmente, e chiedo a Nunzio come sempre di mettere a pieno schermo la faccia di Stefania e vai Andrea, vai, tocca a te. Allora, RTC Targato Napoli è proprio difficile, lo sapete? E allora sì che lo sapete. Tante persone, mi stai passando delle cose su Stefania, parlo con la mamma, perché poi credo che insomma ognuno abbia voglia di partecipare, no, al vostro dolore. È vero, è vero. E chi scrivendo, chi venendovi a trovare, chi fermandovi per strada, insomma, ed è bene così. E mi hai passato una cosa molto bella dal titolo semplicemente Stefania, è tutta in lingua napoletana. Cari genitori, vi dico una cosa, sono un po' appiccicata con napoletano, nel senso che non riesco, allora evito di leggerla tutta perché non vorrei storpiare una lingua meravigliosa, però c'è l'ultima parte che mi piace molto, ma tu fatto coraggio amico mio e pensa che un figlio la perse pure Dio, vorrei trovare parola assai più dolce, ma per st'altare è troppo rossa a ruscia. Chi l'ha scritta questa? Allora, questa l'ha scritto il mio collega Ciro Iannone. Siamo colleghi. Vabbè. Sono Comunque colleghi. io una volta gli ho chiesto se lui mi faceva una poesia per Stefania e quando lui mi ha visto la prima volta ha detto no Luigi, non te la faccio perché io scrivo solo in napoletano e sono sicuro che se ti scrivo questa lettera, questa poesia, tu sicuramente non riesci a leggerla. Anche dopo qualche anno che ci siamo rivisti, ho detto, guarda Ciro, ma io che la lettera adesso te la posso scrivere quella lettera. E mi ha scritto questa poesia. E ti dico pure io, non riesco a leggerla perché è troppo bella. E lui ha vinto pure come poeta, è un grandissimo amico. E per questo ha detto, caro amico mio, pure Gesù
Dio ha perso un figlio, insomma. Allora, adesso c'è la terza lettera. Andrea, se tu hai delle cose, come sempre in tempo reale, se ne hai voglia, 391 465 3475, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, queste sono una serie di puntate speciali dedicate alle donne e le stiamo facendo grazie a Maria De Marco, che sta qua. E Maria, per chi ti guardasse la prima volta, raccontaci di che cosa ti occupi, perché Maria può esservi molto utile. Di cosa mi occupo? Di essere vicina ad ognuna, di essere presente, di far sì che le cose non si dimentichino, di rompere l'isolamento, che è davvero il più grande pericolo. Io mi occupo di comunità. Lo faccio da rappresentante in un'istituzione, l'ho sempre fatto nella mia vita. Quando sono stata amministratore locale nella municipalità qui vicina, lo faccio perché credo che le persone fragili abbiano bisogno di qualcuno che sappia ascoltarle. E per me il mio impegno politico nelle istituzioni è esattamente questo, semplicemente offrire sempre e comunque l'ascolto, perché spesso è quello che manca. E quindi è quello, anch'io in qualche modo faccio una testimonianza, cioè faccio sì che non sia solo un modo di dire, ascoltare le persone, rappresentarle, ma sia una pratica quotidiana. E la fragilità delle donne mi è più consona, la sento più mia, la sento sulla mia pelle, la sento perché è una figlia che potrebbe avere l'età di Stefania, perché le sento figlie tutte, perché mi sento mamma di queste ragazze. E penso che questo sia almeno l'unico modo di poter essere utile agli altri quando si è dentro un'istituzione. Quindi ho cercato di non dimenticarlo mai, la solidarietà, questa cosa che da sola basterebbe a sconfiggere certi pericoli. E la mia vita, te l'ho detto anche l'altra volta, la mia vita è questo, il mio modo di concepire la politica è questo, di essere al servizio delle persone che si rivolgono a te. Tutte. Io sono stata nominata assessore nel momento in cui c'era l'indulto e dalle carceri uscivano migliaia di detenuti, senza rete. Uscivano e si ritrovavano liberi e anche loro dovevano ricostruirsi. E io mi sono messa anche per loro all'ascolto, perché anche il mondo della detenzione è un mondo incredibile di perdita continua del quotidiano, degli affetti, della capacità di scrivere, di leggere. È un mondo col quale noi spesso evitiamo di confrontarci, ma è anche quello un mondo di sofferenza. Ma le donne, Ettore, è stata la vostra premessa, devi essere una di loro. No, io sono una di loro. Io ho senso solo se sono una di loro, tutti i giorni e in tutti i momenti. Allora, riprendiamo. È una puntata dedicata a Stefania Formicola, alle parole di Stefania, lette dalla mamma, che si chiama Adriana, e queste lettere chiaramente le hanno poi ritrovate quando siete, insomma, quando a casa di Stefania. Erano ben nascoste queste lettere quando... Ma una era in uno scatolino, proprio a mo' di regalo, era quella là che dedicava a noi, proprio a mo' di regalo, in uno scatolino che io pensavo fossero le sue gioie, i suoi gioielli. I gioielli non li abbiamo trovati perché sono scomparsi. Invece meno male che non ha intravisto quello scatolino, altrimenti nemmeno questo avremmo trovato. Sono servite anche, queste lettere stanno anche in procura, sono servite anche per la pena, sì, perché insomma da queste lettere comunque si evince anche la sofferenza
la violenza psicologica lei ha Certo. subito. Certo. E dietro i comodini toglieva i cassetti e lei nascondeva le sue cose, là dietro, insomma, smontando i mobili sono uscite Queste lettere. Sì. Allora, questa è la terza. Questa era più incisiva per me perché è dedicata al figlioletto, perché lei stava facendo una sorta di diario per il piccolino. E racconto solo questo aneddoto e poi la leggo. Vai. Non so se crederci o meno, per chi è credente a queste cose. Mario una sera, una notte si alza e mi fa: nonna, che c'è Mario? Ho sognato mamma. Veramente amore, bello, sì, ma nonna mi ha detto che tu hai una lettera. Faccio io, Mario, è vero, nonna, che io ce l'ho questa lettera, quella lettera è mia, lo so che è tua, nonna l'ha conservata. Appena diventerai grande, capace di leggere, nonna te la consegnerà. Quindi, non so, crederci, non Lei gliel'ha crederci. detto a bimbo. Fatto sta che il mio nipote questa lettera non lo sapeva che esisteva, che ci fosse, perché è piccolo, adesso incomincia a leggere, quindi è inutile mettergli davanti una cosa, gli avrei fatto solo tanto male. E niente, questa è una lettera sempre datata del 2013 e dice: al mio piccolo ometto: caro piccolo mio, sono la tua mamma. Quando un giorno ti darò questa lettera, spero che sarà un giorno speciale per te, perché è mia intenzione dartela personalmente quando sarai cresciuto, con la speranza che ci arriverò ai tuoi 18 anni. Adesso sei troppo piccolo, hai appena compiuto 16 mesi. Che tenerezza che mi hai fatto oggi. Ero sul divano un po' triste e tu te ne sei accorto e mi sei venuto vicino facendomi cara, con quella manino piccina piccina. Che bello che sei, figlioletto mio. Hai degli occhi bellissimi, così grandi e profondi che parlano. E ogni volta che ti guardo non riesco a smettere di baciarti, di spapucchiarti e di abbracciarti. Sai, tu sei la gioia di questa casa, da quando già eri nel mio pancione, tutti qui premurosi verso te. E non ti dico quando sei nato, sei sconvolta una famiglia, i nonni piangevano dall'emozione, anche il babbo tuo ha pianto, anche se tutt'oggi lui dice che non è vero, perché un uomo tutto di un pezzo non piange. Chi ti fotografava di là, chi di qua, non ti dico che luce hai portato in noia. Appena sei tornata a casa, nonna Adriana ha preparato una festa immensa. C'era già la tua culletta pronta, già da un bel po', tanto che era e tutt'oggi premurosa verso di te. Per i tuoi primi 15 giorni di vita, e non scherzo, ti portava lei tutti i santi giorni dalla pediatra, anche solo se facevi un piccolo colpo di tosse. E tutti noi la prendevamo in giro. Fino ad oggi se la festa combina guai di casa e non ti dico quante cose hai rotto e più volte perché hai fatto uscire i capelli bianchi alla nonna, lei così gelosa per le sue cose che tu gli hai distrutto, ma non può farci niente, lei ti adora e si scioglie quando tu la chiami mamma. Ci prova a farti dire nonna, ma tu proprio non la vuoi dire quella parola, anche se la sai pronunciare. Se adesso ci troviamo in casa nostra, solo io, tu e papà, tu ne hai risentito tanto del distacco dei tuoi nonni. Anche io, ma avevamo bisogno di una nostra indipendenza, di una nostra casa e nonostante le complicazioni ci siamo riusciti. Ti scrivo questa lettera perché adesso sei piccolo e tante cose non le capisci, ma vorrei che quando la leggerai sarai già in grado di capire e volere dalla vita, cioè la famiglia. Di capire i valori della vita, cioè la famiglia. Io li ho capiti solo quando ho avuto una famiglia. E altre cose che a godermi con te, in ogni piccola azione e gesto. Oggi ho tanti piccoli rimorsi verso di te, che spero di recuperarli nel tempo. Oggi ho capito che la cosa più importante sei tu e che devo dedicarmi ogni secondo della mia vita. In fondo tu sei mio figlio e sei la mia gioia, e grazie a te che ho la forza di andare avanti. Allora, queste sono le parole di Stefania Formicola. Durante il corso di questa puntata abbiamo letto le 3 lettere che poi i genitori hanno trovato. Volevo ringraziare Nunzio Marigliano. Vedete che sul vostro teleschermo ci sono una serie di numeri di telefono che potrebbero esservi utili qualora voi siate in quella fase e
qualora voi stiate realizzando che probabilmente siete un po' sole e che in questo momento vivete un problema che è molto più grande di voi, allora segnatevi questi numeri, anche il numero verde, 1522, e nella speranza noi facciamo queste puntate affinché voi possiate trovare la forza. E a proposito di forza, volevo suonare una canzone di Ida Rendano dal titolo Si tenesse a forza, e trovo che Ida sappia cantare le donne molto bene, visto che fino a questo momento abbiamo suonato soltanto la voce di uomini. E mettiamola, Andrea, grazie, mettiamola. Si tenesse a forza. Allora, e voi ce ne avete tanta, ma assai. Allora, prima di chiudere, di salutarci, diamo dei riferimenti precisi per chi volesse scambiare qualche parola con voi, no? Per chi volesse condividere. Certo, E allora, soprattutto, noi siamo... scusami Adriana, genitori che hanno molto chiara la situazione, però non sanno come aiutare le figlie. Adriana e Luigi vi possono essere molto, ma molto utili. Come fare per raggiungervi? Possiamo lasciare i nostri recapiti? Beh, se ne avete voglia di lasciare i vostri recapiti, Maria, tu che pensi? No, loro sono sui social, Ok. e quindi potrebbe esserci un contatto diretto e immediato, Allora, che avvicina direttamente alle persone. Ok, perfetto. Sì, Allora, Sai, la infatti, cosa sì, Ok. infatti poi logicamente una volta che ci raggiungono sul social anche in privato possiamo parlarne Certo. tranquillamente, non ci... se Ecco. vogliono scrivere a lei, Luigi nel microfono, grazie. se volete scrivere a Esposito Adriana, Sì, con lei, il contatto è Esposito Adriana, Adriana. punto. Poi se Sì. volete scrivere a me, Eh. potete scrivere tramite email luigi.camper@libero.it, oppure sui messaggi Luigi Formicola. Uscirà sicuramente, mi riconoscerete perché uscirà la famiglia e ci riconoscerete. Senti, Basta che dite che ci siamo conosciuti qua in televisione e noi vi rispondiamo a tutte le cose che volete. Luigi, ti volevo chiedere una cosa, se in questi anni qualche papà si era fatto avanti con te, cioè qualche papà che vive, che ha la tua stessa situazione e Io che io cerco qualcuno che ha la stessa mia situazione. no, qualche papà che ti ha posto, che ti ha Qualcuno detto che ha cercato. Luigi, secondo me mia figlia non se la passa bene, No, cioè, non mi ha cercato nessuno. Io questo sto dicendo. Io spero che qualcuno mi cerca e mi dice che queste cose che mi stai dicendo, che magari conosce qualcuno che non va bene, no, ma anche lui, io pensavo per dare qualche consigli, cose. Adriana, tu hai avuto modo di parlare con qualche mamma? Io sì, io anzi veramente io ho salvato proprio una donna e tuttora la sto ancora incanalando in tante situazioni. Chi si è presentato a te? Cioè, come sei arrivata? La coincidenza è proprio un'amica del condominio, Sì. una persona che si è aperta e insomma ci siamo riconosciute in queste cose, gli ho detto come doveva fare, il percorso dei carabinieri, dell'avvocato e quant'altro. Invece sui social una donna che appunto chiedeva aiuto non tanto per lui ma proprio per il marito, anche un'altra donna in un convegno mi ha avvicinato e mi diceva perché lei si reputava la responsabile di questa fine di questo rapporto, di questa violenza che aveva dal marito, e noi hai voglia di dire guarda non sei tu la responsabile, ma è la persona che ti sta vicino, la persona che ti sta accanto, tu devi fare così, devi stare vicino ai tuoi figli, principalmente vicino ai tuoi figli, insomma, eppure stiamo cercando di, sotto forma di dialogo, insomma, di incanalarla attraverso un'associazione, un percorso psicologico per fare in modo che il marito venisse allontanato. Poi sempre su social un uomo mi ha ringraziato, che ha detto che noi tramite questi nostri messaggi lui ha fermato quella mano maledetta che stava colpendo quel giorno quella cosa, e che grazie a queste cose lui è riuscito a capire il problema che aveva e si sta facendo seguire. Quindi io dico anche questo, che noi non dobbiamo salvare solo le donne ma anche gli uomini, perché
però l'uomo deve essere capace di ammettere di avere un problema. E quindi come ci stanno i centri d'ascolto per le donne, ci stanno anche i centri d'ascolto per gli uomini, e questa è anche una nostra, cioè il mio pensiero va anche agli uomini, perché l'uomo prima di diventare una bestia è un cucciolo, quindi va curato, va aiutato. Poi logicamente il cammino, man mano poi si vedrà com'è il cammino. Allora, grazie assai, sicuramente ci rivedremo. Cercateli se pensate che sia il momento giusto per cercarli. Luigi, vai, dimmi, nel microfono però. No, io poi adesso ho messo qual era la domanda che mi stavi facendo, io avevo capito tutta un'altra cosa. Sì, a me mi hanno contattato. Ok. Praticamente quando abbiamo fatto Amore Criminale, mi hanno contattato e ho avuto tanti e tanti contatti che volevano sapere dei consigli, delle Ecco, cose. questo volevo capire. Dimmi. Hai voglia quando pensi che una sera io e lei siamo stati quasi tutta la notte a scrivere a queste persone che ci scrivevano, che volevano sapere. Ok. Sì. E sono papà? Sì, papà, mamme, Ok, lo stesso loro, le ragazze. Sì, ne abbiamo avute tante di queste cose. Mi pareva strano, sai, anche... avevo capito tutta un'altra cosa. No, Scusa. tranquillo, anche perché Amore Criminale è una trasmissione molto vista e che secondo me è quando la RAI diventa veramente servizio pubblico, infatti insomma ne dovrebbero fare tantissime di trasmissioni del genere, quindi Luigi mi pareva strana che dopo la messa in onda di Amore Criminale... Ma infatti guarda, perdonatemi. Stefania seguiva Amore Criminale e grazie anche ad Amore Criminale che lei è riuscita a fare proprio una sorta di diario suo personale, cioè si faceva le foto delle violenze che subiva sul telefonino. Quel telefonino non l'abbiamo trovato perché è una delle tante cose che sono sparite, sono scomparse, quindi, sono sparite. Quindi diciamo che anche Amore Criminale a volte serve a queste ragazze. È sempre un messaggio, è sempre un... Ma poi soprattutto fatta in quel modo, perché la trasmissione è fatta molto bene, chiaramente si tratta di televisione e c'entra comunque anche è sempre la fiction. Realtà. Sono sempre delle realtà. Però è una verità. Crude realtà, ma sono verità e sono reali. Assolutamente sì, grazie assai, sicuramente ci rivedremo. Volevo salutare come sempre, ringraziare Andrea Marigliano, Nunzio Marigliano soprattutto, e poi Maria De Marco. La mamma di Stefania parlava degli uomini e io spero di fare qualche puntata con un uomo che a un certo punto ha ripreso in mano la sua vita. Ha fermato la mano. Sì. Ha fermato la mano. Lo cercheremo. Quindi sicuramente ci rivedremo. Adesso proseguite la vostra mattinata, vi auguro un ottimo fine settimana, tra poco in onda c'è il Pachico.